E scende di nuovo in vasca Mirko Di Tora, il dorsista azzurro, campione europeo di staffetta, primatista italiano, che nuota qui anche i 100 farfalla in questa terza batteria maschile. Di Tora al comando, vira ora metà gara con 25,79 davanti a Verlato e Vita. Si preparano intanto per la quarta batteria Daniele Longhin, Nottoli nuoto in 1, Federico Colbertaldo, Fiamme Azzurre in corsia 2, Gabriele Cosentino, Larus in 3, Alberto Maria Barbera, Leo Sport in 4, Nicola Baldella, Pesaro nuoto in 5, Gabriele Crosato per il Piave nuoto in sesta corsia. Intanto una gara decisa di Mirko Di Tora, 55-34 per lui, che vince con discreta facilità la terza batteria maschile della farfalla. Verlato 59-25, il più veloce alle sue spalle.